Adesso guardiamo la C e la G. Io leggo sempre, Sembra che non legga, ma c'ho il copione proprio. Non seguo niente del copione, ma c'è il copione, c'è il copione. Allora, la C e la G hanno questa lettura doppia. Come in tutte le lingue romanze, ci sono delle C che si leggono C e delle C che si leggono C o S, dipende dalla lingua romanza. Comunque, come si dice, nella nostra lingua noi le C e le G le usiamo come le usa l'italiano, quindi inseriamo l'H per fare la C dura, inseriamo l'H per fare la G dura. Allora adesso io qua vi metto uno specchietto. Allora noi abbiamo le vocali A, E, E, I, O, U, U, E. Queste sono le vocali del piemontese, giusto? Bene. Allora, a seconda della vocale, voi mettete la C davanti e viene davanti dura o dolce, giusto? Cioè, ca, che, chi, co, cu, cu, che. Queste sono le c dure, con tutte le vocali davanti, e vi vengono fuori qua tutte le combinazioni. Adesso ve le metto, tutte le combinazioni. Vedete che davanti alla A, alla O, alla U e alla U non ci va niente. Quindi basta che ci mettete la C davanti e si legge automaticamente un C-dur, quindi una C dura. Mentre invece se volete fare il C-dur, quindi la C dura, con le altre vocali, la E, la I, la E e la E, attenzione, la E e la E si comportano come delle E, anche se una è U, però comunque comincia con E l'altra, anche se ha i due puntini sopra, ma comunque è una E, ecco. Anche se non è proprio una E, però graficamente si comporta come una E. Queste vocali qua ci va un H, esattamente come in italiano sulla fine, no? Allora è la stessa cosa, mentre invece cosa succede se volete farle dolci? Se volete farle dolci, davanti alla alla E e alla E, fate attenzione, ne ho dette solo tre. Ho detto solo la E aperta, la E chiusa e la E con i due puntini, che continuano a comportarsi come delle E e quindi non hanno bisogno di niente. Tu metti la C, con la vocale dopo E, si legge automaticamente dolce. Mentre invece la T anche, basta che metti la C si legge C, quindi dolce. Mentre invece con la A, la O, la U, la U e la E, attenzione anche con la E, anche se in teoria si dovrebbe comportare come una E, invece qui si comporta come una A, come una U, come una vocale che non è la E, ecco. Perché ha bisogno della I. Ci va questa I di mezzo che dica che quello dopo è dolce. Quindi cia, cio, ciu, ciu, ce, eccetera. Adesso qui faccio apparire delle parole che contengono queste lettere, così le vedete. Alcune il significato si capisce, tipo camp, che vuol dire campo, care, che vuol dire carro, cursi, che vuol dire crescere, cœur, che vuol dire cuore. Vedete come sono scritte? C-H-E-U-R, cœur. Chite, che vuol dire lasciare, lasciare. Quando uno muore, di solito si usa così, chite, il verbo chite si dice. Alla chita nella cara Madamin Maria Giovanna, alle ragione, alla via nuante sincae, sul cost, il prezzo, il coi, che è il cavolo, il kurt, che vuol dire corto. Attenzione, non si dice kurt, si dice kurt in piemontese, corto, si dice kurt con la U. Poi chair, che vuol dire chiaro, senti che bello anche, chair. Poi ceia, che vuol dire il traliccio, una parola che contiene c'è. Zeffi, che vuol dire folto, una cosa zeffia, è una cosa folta, cioè tipo i capelli, zeffi, cavai, zeffi. Poi c'è cegno è quando vedete che c'è il cane che ha sonno, che si mette lì, che si addormenta. Quello è cegno, il can cegno, che ha sonno. Si dice dei gatti, dei cani, dei bambini piccoli, quando sono teneramente addormentati, allora si dice che ha su cegno. Poi il cinema, che cerchiamo di non farlo qua, fumanentancine. Ciuenda è la chiudenda, cioè si dice per tutte le cose che chiudono qualcosa, cioè la siepe, la ciuenda, il muro intorno al cortile, la ciuenda, la ciuenda.
una cosa brutta che ti chiude la visuale, una ciuenda. Cioè si dice per un sacco di cose la parola ciuenda, bellissima parola. Italianizzato in un antico editto del Regno di Sardegna come chiudenda, ma è una parola che in italiano non esiste chiudenda. In piemontese si dice ciuenda, si dice sempre, e non si capisce bene come tradurlo in italiano, e quindi hanno tradotto chiudenda, ma in effetti vuol dire, deriva da quello, da claudenda, come l'enclosure inglese. Ciò che vuol dire chiodo, ciò. Citu che vuol dire zitto, stai zitto, si può dire citu anche, ma citu è più bello perché contiene il suono ciu, che non è facile da trovare, ecco. Quindi tutti questi suoni qua per farvi vedere la C dolce e la G dura. Poi possiamo fare altre parole, se vi divertite facciamo altre parole con la G e con la G, quindi perché la G e la C, dolce e dura, si comportano esattamente nello stesso modo con le vocali. Quindi non so, il gal che vuol dire il gallo, il gherch che vuol dire il guercio, quello che non ci vede bene. Poi il gmu che vuol dire il gomito, göp che vuol dire il gobbo, göp. Si legge con la P, perché dopo vediamo perché si dice göp. Comunque così, il ghi che è il ghiro, anche lì di nuovo, prima c'era il cegno, adesso c'è il ghi, no? Tutti addormentati, tutti indormi. Poi c'è gura, la gura è il salice, è la fibra del salice, la gura. Infatti una cosa dura, una cosa tenace, si dice guragna, perché è come il salice, perché devi tirare, guragna, tipo, quelli ha una plassa guragna, cioè ha una pellaccia dura, resistente, tenace. Goi che vuol dire gioia, goi, parola bellissima, direttamente dal latino gaudium, deriva direttamente dal latino gaudium, goi, mentre invece gioia, l'italiano gioia, deriva da francese joie, è un francesismo. Immaginatevi voi l'italiano, che parole, gioia, e così gioiello, tutte le parole che derivano da quello, derivano dal francese. E in piemontese la gioia è la pietra preziosa, per quello si dice il gioiello in italiano. In italiano gioia forse voleva anche dire pietra preziosa, perché il gioiello è perché la gioia è la pietra preziosa, ma se voi volete parlare della gioia, quindi di essere allegri, allora dovete dire la goi è femminile. Gust che vuol dire gusto, e qui abbiamo visto tutte le vocali, le parole ad esempio con la g dura. Poi c'è gianda che vuol dire ghianda, gent che vuol dire gente, genui che vuol dire ginocchio, ge che vuol dire gioco. Trovate anche con scritto jug con la G finale, G duro finale. Gic che vuol dire il germoglio, la gemma che sboccia in primavera dal terreno, dalle piante. Gicu, giche vuol dire anche germogliare, sbocciare delle gemme. Una parola bellissima, gic. Giù che vuol dire, giù, attenzione, si scrive giovo, ma non si legge giovo. No, si legge giù con una U lunga, poi vi spiego perché c'è un modo preciso per scrivere. George che vuol dire Giorgio, cioè proprio il nome. Se tu ti chiami Giorgio, bene, bravo Giorgio. In piemontese sei George, che bello, bello, George, Prince George. Poi c'è just, che vuol dire giusto, 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 giusto. Finiamo con la parola giusta, giusto. Questi sono gli esempi della C e della G, così avete visto come con ogni vocale, a seconda della vocale, ci sono sti due modi, sono poi due i modi, però alcune vocali usano un modo e alcune vocali usano l'altro, come l'italiano, vi ribadisco, se siete peninsulari, questa lezione era una fesseria, perché dovreste sapere tutto, perché è uguale, il sistema è uguale. Se noi scriviamo Chiquita, noi lo leggiamo Chiquita, perché in italiano se tu scrivi Chiquita come in spagnolo, tu leggi Chiquita. Questa lezione sarà poi difficile se la dovessi fare in spagnolo per gli argentini. Questa lezione qua è difficilissima per loro, perché il sistema italiano per loro è diverso. Mentre invece per gli italiani, se questa lezione è difficile, devi proprio taccheva il printa magnunca passa, la seve rabastersa, il grutolid, la starnia. Va bene. Qual è la differenza con l'italiano? È che noi la C dolce e la C dura ce la possiamo avere anche alla fine della parola.
E quindi cosa succede? Che per esempio il buco si dice il but, e quindi contiene questa doppia C. Si può dire anche pertus, buco, lo dico per chi va subito nel panico, ma io sapevo che si dice pertus. Sì, si dice pertus, ma si può dire anche but. But si scrive con due C finali, quindi CC, perché noi la C finale dolce la scriviamo CC. Mentre invece un'altra parola che vuol dire caprone, book, vuol dire caprone, non vuol dire buco, perché buco si dice butch, abbiamo appena detto, vuol dire caprone. E non vuol dire neanche libro, lo dico per chi dice, ah ma in piemontese, international, no, non così tanto. E questo book, come potete vedere, la C finale dura, quindi la K, noi la scriviamo CH, CH, visto? Poi, altra parola, formaggio. Questa ha una doppia G finale, perché è una G dolce, quindi formaggio, molto semplice. E come c'era prima Birch con due C finali, adesso formaggio con due G finali, perché la dolce la scriviamo sempre raddoppiandola. Invece la dura la scriviamo con l'H, quindi anche lago, per esempio, che si dice lac, allora scriviamo L-A-G-H, lag, con la GH. Adesso facciamo un'altra parentesi importante, che è questa. Avete notato che abbiamo detto delle parole, tipo per esempio gobbo, gup, però si scrive G-H-E-U-B, gub, con la B, però l'abbiamo letta P, gup. E se io penso a voi, mi viene un'altra parola, furb. Furb si scrive F-U-R-B, quindi furb, però si legge furb con il P finale. Avete notato? Quindi una sonora come B a fine parola non ci sta in piemontese, si sordizza e diventa la sua equivalente sorda. Quindi B diventa P, D diventa T. Per esempio il mondo si dice il Mund, però si scrive Mond, però si legge Mund con il T finale. Perché? Perché si sordizza la D finale. E quindi sostanzialmente monte, che si scrive Mund con T, e Mund, cioè mondo, si leggono uguali. Cioè Mund e Mund, sono tutti e due Mund, però quando scrivi si distingue tra il mondo, Mund con la D, e Mund, monte con il T. Cosa volete che vi dica? In piemontese non c'è il rischio di confusione, perché voglio dire, capite benissimo che quando tu dici il Mund Bianc non stai intendendo il mondo bianco, o il Mund Rosa, il mondo rosa, ecco, stai intendendo il monte, giusto? Quindi non c'è confusione, a dire la verità. Altrimenti poi uno dice il Piemonte diventa il Piemondo, il Piemunt. No, non è così, il Piemonte, monte. E questo vale per tutte le sonore a fine di parola, tranne la V, perché dopo vediamo, però la G diventa K, la B diventa P, la D diventa T. Sono finite, sono queste tre. La V e la S invece non diventano le loro sorde. La V non diventa F, in francese sì, e in lombardo pure, ma in piemontese no. In piemontese diventa U. E invece la S non diventa la S, a fine di parola può essere sorda sonora e va bene sempre.